Il virus ci ha fatto diventare peggiori, ne è convinta la maggioranza dei veneti, anzi degli abitanti del nord-est. È il risultato di un sondaggio realizzato da Demos per l'osservatorio sul nord-est del Gazzettino. Appunto, la maggioranza degli intervistati ritiene che, contrariamente a quello che si auspicava, i rapporti tra le persone non sono migliorati dopo la pandemia. Cresce il pessimismo, secondo il 65% degli intervistati. Questi anni di pandemia hanno reso le persone peggiori di come erano. Solo il 10% pensa invece che siamo migliorati, e per l'Italia dopo la pandemia le previsioni a nord-est sono per il 44% peggiore di com'era, per il 37% sarà invece uguale, non cambierà nulla, e solo il 19% è convinto che una volta finita la pandemia da Covid-19 l'Italia sarà un posto migliore. Quindi pessimismo, e un dato interessante è quello che riguarda l'influenza dell'età. Cioè si evidenzia una tendenza chiarissima: per una volta gli anziani sono più ottimisti. Tra gli over 65 infatti è uguale la quota di chi pensa che il Covid ci abbia peggiorati e chi invece ci abbia migliorati. Le giovani generazioni invece sono molto più pessimiste, e questo è un dato sicuramente di cui tenere conto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 30 marzo 2022, la prima notizia del giorno: il pessimismo dopo la pandemia da coronavirus, e un pessimismo che appunto abbiamo detto riguarda soprattutto le giovani generazioni, forse quelle che hanno subito maggiormente, se non altro in termini psicologici, gli ultimi 2 anni di pandemia. Questa è soltanto un'ipotesi naturalmente, ma proseguiamo con le notizie del giorno e facciamo il punto proprio sulla pandemia. Salgono i positivi e i ricoveri. Nelle RSA del Veneto cresce il malcontento tra isolamenti e carenze di personale. Infatti i familiari non riescono a entrare nelle case di riposo per trovare appunto i loro cari. Crescono peraltro i contagi anche nelle case di riposo, dove siamo tornati a quota 1000 contagi. Le strutture sono quindi chiuse e gli anziani e le persone fragili restano di nuovo isolate. Le famiglie sono divise di fronte a queste restrizioni, ma leggiamo i numeri della risalita sul Corriere del Veneto di oggi: positivi in crescita a causa della variante Omicron 2, che ha ormai raggiunto la quota del 75%, ed è questa la causa della nuova diffusione dei contagi, che ieri hanno toccato quota 10.000 nuovi positivi, con un'incidenza del 9,7%. Dopo settimane di continuo calo tornano a crescere anche i numeri dei ricoveri ospedalieri. Ieri in area medica si sono aggiunti 47 pazienti per un totale di 793, mentre in terapia intensiva cala di un paziente la quota e si è a 56 pazienti in terapia intensiva. Nuovi infetti anche appunto nell'RSA, come dicevamo. A preoccupare sono soprattutto i soggetti fragili, quindi in primis gli anziani, e quindi in 1000 contagi nell'RSA, cioè nelle case di riposo, seppur senza alcun ricovero per il momento. Ebbene, comunque questi contagi preoccupano, e allora attenzione naturalmente che la conclusione, la fine dello stato di emergenza a livello nazionale non significa che il Covid se ne sia andato, ma dalla pandemia ai mali di stagione, perché accanto al coronavirus torna l'influenza. Secondo quando leggiamo sul Corriere del Veneto, in qualche modo favorita anche questa dall'allentamento delle misure anti-Covid. Appunto, se ne vanno le misure anti-Covid torna l'influenza, questo è il titolo sul Corriere del Veneto. Già 15.000 casi, 0-4 anni, la fascia d'età più colpita da questo male di stagione, dall'influenza. Epidemie già scoppiate nelle scuole e negli asili in seguito all'allentamento appunto delle misure anti-Covid, che naturalmente fermavano anche gli altri virus respiratori. 3, questo numero, l'incidenza nella settimana tra il 20 e il 27 marzo sono stati diagnosticati 3,16 casi di influenza per 1000 abitanti. È l'incidenza
questa che però nei bambini è arrivata a 14,82 per 1000 e nei ragazzi tra i 5 e i 14 anni al 6,94 per 1000. I pediatri dicono non si vedeva da 2 anni, mascherina, distanza sociale e igiene delle mani l'avevano bloccata. Secondo i medici di base sono riaperture e sbalzi climatici la causa della diffusione dell'influenza. Questo quindi per quanto riguarda la diffusione del virus, anzi dei virus. Ma passiamo all'altra emergenza, quella legata naturalmente alla crisi, alla guerra in Ucraina, le conseguenze sul nostro territorio, in particolare l'emergenza profughi. Sono 17.583 quelli arrivati finora in Veneto, almeno quelli identificati, quindi quasi 18.000 profughi dopo un mese dall'inizio del conflitto. Quelli attualmente ospitati all'interno della regione sono circa la metà, 10.000, conteggi che sono possibili perché la regione ha prescritto a tutte le ULSS di verificare i documenti dei profughi, appunto delle persone che scappano dalla guerra. Per l'85% si tratta di donne e bambini. Le ULSS devono appunto verificare i documenti nel momento in cui li sottopongono al tampone obbligatorio. In questo modo, questa è la dichiarazione del presidente della giunta regionale Luca Zaia, in questo modo viene scongiurato il rischio che in questo flusso si infili qualcuno che invece non scappa dalla guerra. Insomma, sono state attivate a livello delle ULSS e quindi proprio all'interno della sanità delle verifiche contro gli intrusi. Una scelta forse inaudita, nuova e che probabilmente farà discutere. In ogni caso, sulle pagine del Gazzettino di oggi troviamo alcuni dati interessanti sull'accoglienza, invece la grande solidarietà espressa proprio dai cittadini e dalle persone che vivono in Veneto. Rispetto al totale degli ucraini abbiamo detto 10.000 ospitati sui quasi 18.000 arrivati. Ebbene, circa 6.000 sono ospiti da parenti e amici in Veneto, 2.000 hanno trovato alloggio grazie alle associazioni, 1.700 dimorano nei centri di accoglienza straordinaria e soltanto 389 stanno invece negli hub di prima accoglienza gestiti dalla regione. Quindi per fortuna la stragrande maggioranza dei profughi in arrivo dall'Ucraina ha trovato collocazione o da amici e parenti oppure tramite associazioni, ma in contesti di solidarietà, di accoglienza sincera da parte delle persone. In media 400 arrivi al giorno, ma circa la metà, appunto dicevamo, è in transito. I test anticoronavirus indicano un tasso medio di positività del 2,8% dei profughi, quando quello relativo alla popolazione veneta è stato ieri del 9,7%, quindi una positività al Covid molto molto più bassa, circa un terzo o un quarto di quella della popolazione del Veneto. Veneto che, come si legge sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, sarebbe la patria dei pro-Putin. Questo è il titolo, anzi per la verità il Nord-Est patria dei pro-Putin. Più di 1 su 5 lo giustifica, un titolo veramente molto forte. Da una ricerca SVG emergono le diverse posizioni sul conflitto ucraino. Il 22% dei residenti, pensate, a nord-est, ritiene che sia almeno in parte giusta l'invasione militare, quindi 1 su 5, un cittadino su 5 che vive a nord-est giustifica l'invasione militare condotta da Putin in Ucraina, un dato veramente preoccupante, e anche perché si tratta di una percentuale assolutamente inedita e fuori scala rispetto alla media nazionale. Basti pensare che in Italia soltanto il 12%, quindi la metà, giustifica Putin. Ed è per questo quindi che i giornali del gruppo Gedi parlano appunto di patria dei pro-Putin, nonostante naturalmente la stragrande maggioranza dei veneti, dei friulani, dei trentini non giustifichi assolutamente un bel niente e abbia ben chiaro che quella condotta
da Putin in Ucraina è appunto una guerra, un'invasione militare ingiustificabile e un'aggressione assolutamente da condannare. Interessante anche l'identikit prodotto da SVG, qui come dire ci addentriamo in materia da sondaggisti e quindi è sempre bene utilizzare il condizionale, quindi si tratterebbe dell'identikit del filo putiniano, descriverebbe un over 35 ma con meno di 64 anni, e sarebbero queste persone che giustificano Putin spesso anche Novax e anche negazionisti del riscaldamento globale. Ripeto, l'utilizzo del condizionale è d'obbligo. Si è parlato di guerra in Ucraina, o meglio di Ucraina e di Russia anche ieri nel Consiglio regionale del Veneto, dove la Lega filorussa ha sconfessato se stessa e ha detto sbagliata l'annessione della Crimea. Anche questo un titolo dei quotidiani del gruppo Gedi. La proposta di Possamai del Partito Democratico manda in tilt il partito di Zaia. Valdegamberi e Sandonà abbandonano l'aula in segno di protesta. Valdegamberi e Sandonà in questi giorni sono due consiglieri regionali che in questi giorni sono stati al centro di numerosi articoli sulla stampa locale ma anche nazionale, indicati come esponenti della Lega filorussa, addirittura filoputiniana secondo alcuni. Cos'è successo ieri in Consiglio regionale del Veneto? Il capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai, assieme a tutte le opposizioni, a dir la verità, rappresentate in Consiglio regionale, quindi Movimento 5 Stelle, Europa Verde e altre liste civiche, ha proposto di eliminare una incongruenza tra quanto approvato un mese fa, una mozione a sostegno dell'Ucraina e di condanna all'invasione condotta da Putin, una mozione appunto che cozzava con un documento invece votato dal Consiglio regionale nella passata legislatura nel 2016, in cui sostanzialmente veniva data una valutazione non negativa, insomma veniva benedetta, come scrivono i quotidiani del gruppo Gedi, veniva benedetta l'annessione della Crimea. Ecco, la mozione votata ieri invece sconfessa questo documento ed è stata approvata a maggioranza appunto dal Consiglio regionale. Nessun voto negativo, ma appunto alcuni non hanno partecipato al voto. Questo per quanto riguarda la politica. Proseguiamo con alcune flash. A Cortina anche la pista da bob sarà inserita tra le opere del commissario. Parliamo delle Olimpiadi 2026 e quindi anche la pista da bob. Si tratta dell'intervento, dell'impianto sportivo più impattante per le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Verrà realizzata con le procedure semplificate, appunto perché è assegnata alla struttura commissariale. L'ha deciso un provvedimento del Ministero in questi giorni, in queste ore. Ricordiamo la pista da bob fortemente criticata da associazioni ambientaliste e da alcuni partiti. Incendi, parliamo di un'altra emergenza, l'emergenza siccità. Oggi dovrebbe piovere ma ancora non si sono viste gocce d'acqua e per gli incendi è stato un marzo da record. Lo conferma la Protezione Civile: 48 incendi nell'ultimo mese, in 16 casi sono stati usati gli elicotteri della regione anche addirittura per spegnere questi incendi boschivi. Negli ultimi 20 anni però il trend è in calo, una diminuzione del 60% dei casi, o meglio del 60% per estensione del territorio soggetto a questi incendi boschivi, e una riduzione dei casi del 50%. La FLAI CGIL del Veneto parla di maggiore prevenzione che sarebbe necessaria contro la catastrofe degli incendi e esprime delle critiche forti nei confronti anche della regione sulla gestione del patrimonio boschivo. Il numero di forestali e la tecnologia in campo sono veramente al di sotto delle reali necessità. Servono quindi maggiori investimenti e maggiore prevenzione rispetto agli incendi.
PFAS, il limite deve essere a 0, la bonifica della ex Miteni è al palo, lo dicono Mamme No PFAS e Greenpeace, che sono stati sentiti ieri a Roma nell'ambito dell'iter della nuova legge nazionale che inserisce dei limiti appunto finalmente uniformi sul territorio nazionale per i PFAS, le sostanze perfluoroalchiliche, ma vanno azzerati i parametri di tolleranza anche per gli scarichi industriali. Questa è la richiesta di Mamme No PFAS e di Greenpeace. E per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.